Salve a tutti, chi sono gli spiriti guida? Dunque, io vi dirò chi sono gli spiriti guida secondo quello che personalmente credo, secondo la mia esperienza e le mie ricerche, ma poi chiaramente starà a ognuno di voi fare le dovute ricerche. Quindi fate conto io vi stia raccontando una bella storia, poi starà a ognuno di voi approfondire l'argomento. E allora, cominciamo con il dire che non si tratta né di angeli né di demoni, perché è un errore piuttosto comune questo, confondere gli spiriti guida con angeli custodi o demoni guardiani. In svariate tradizioni esistono gli angeli custodi o i demoni guardiani, ma qual è la differenza sostanziale tra loro e gli spiriti guida? È semplice. Un angelo custode o un demone guardiano possono avere svariati protetti, possono essere vicino a tante persone contemporaneamente e si trovano su un piano astrale abbastanza elevato. Gli spiriti guida, uno spirito guida può seguire una sola persona. Quindi questa è la differenza principale. E sta su un piano astrale un po' più vicino a noi viventi, a noi umani in questa dimensione. Ma torniamo alla domanda, chi sono? Dunque, gli spiriti guida sono, sempre secondo le mie ricerche, anime disincarnate che hanno portato a compimento il loro percorso evolutivo spirituale e che quindi hanno già vissuto in questo mondo, in questa dimensione, per più e più vite, e che ora si ritrovano ad un grado di evoluzione tale da poter seguire la vita di un'altra persona che sta facendo lo stesso percorso evolutivo. Non so se chi sta guardando adesso crede nelle vite precedenti, eccetera, ma secondo la mia esperienza un'anima si incarna svariate volte, le anime sono antiche e seguono un percorso che prevede varie reincarnazioni. Dunque gli spiriti guida sono arrivati al termine di questo percorso qui sulla Terra e adesso si trovano su un piano astrale non lontano dal nostro, ma diverso, e ci seguono lo spirito guida principale almeno ci segue fin dalla nascita. Quanti ne abbiamo? Mi viene chiesto spesso. Dunque, lo spirito guida principale è quello che ci segue fin dalla nascita, ma il più delle volte a questo spirito guida si aggiungono altri spiriti che vengono avvicinati nel corso della nostra vita. Quindi si uniscono a noi durante questo nostro percorso e diventano anch'essi degli spiriti guida, ma lo spirito guida principale è uno solo. Gli altri si possono chiamare anche spiriti guida perché ci seguono comunque e ci aiutano, ma sottostanno comunque allo spirito guida principale. Quindi per chi non dovesse conoscere i propri spiriti guida, basta rivolgere le proprie preghiere o invocazioni, i propri pensieri a uno spirito, lo spirito guida principale. Un'altra domanda che mi viene posta spesso: come faccio a conoscere i miei spiriti guida? Il modo migliore per conoscere gli spiriti guida è la meditazione. Tramite la meditazione creativa, quindi usando la visualizzazione, è possibile incontrare questi spiriti. Molti
psicoterapeuti parlano di loro chiamandoli maestri interiori, maestri invisibili. È la stessa cosa, perché alla fine questo, tra virgolette, fenomeno può essere studiato anche da un punto di vista psicologico, in quanto questi spiriti guida con cui noi parliamo in meditazione, che ci consigliano sulle nostre scelte, su quello che è la nostra vita, possono essere visti in psicologia un po' come le voci del nostro inconscio, perché noi a livello inconscio, a livello inconsapevole, molto spesso determinate cose le conosciamo, determinate cose sappiamo come affrontarle, ma a livello conscio, a livello consapevole, non sappiamo a volte che decisione prendere, e questi maestri invisibili ci vengono in aiuto in meditazione consigliandoci per il meglio, per ciò che è meglio per noi. Qual è il compito di questi spiriti? Come abbiamo accennato è seguirci nel nostro percorso, nel nostro percorso evolutivo spirituale. Più noi evolviamo spiritualmente, più loro stessi evolvono, fino anche a salire in qualche modo di livello sul piano astrale. Quando agiamo sul piano eterico, quando facciamo una preghiera, un rituale, oppure della divinazione tramite carte, rune, pendolo, quant'altro, l'energia che passa attraverso i nostri chakra e soprattutto le informazioni che noi diamo tramite un consulto divinatorio o le informazioni che riceviamo durante un rituale provengono dai nostri spiriti guida, almeno secondo il mio parere. Come incontrare gli spiriti guida? Dunque, io qui faccio dei corsi, perché essendo seguiti è molto più rapido, molto più facile incontrarli, ma è possibile fare anche da sé. Magari in futuro proporrò un video in cui farò una meditazione guidata, creativa per tutti voi, ma intanto vi do un metodo rapido e immediato per cominciare a fare qualche piccolo passo. Dunque, usate l'immaginazione, usate la fantasia, che all'inizio è fondamentale. Immaginate un luogo sicuro, cioè voi mettetevi su una sedia, un letto, cioè seduti o sdraiati, ma cercando di mantenere tutte le parti del corpo ben poggiate sul piano. Chiudete gli occhi, fate dei bei respiri profondi e cominciate a visualizzare, quindi a immaginare un luogo sicuro, tutto vostro, come potrebbe essere ad esempio la classica caverna, in cui andare a incontrare il vostro spirito guida principale. Non state più di 5 minuti, all'inizio non ve lo consiglio. Incontrate il vostro spirito guida, salutatelo, abbracciatelo come se fosse il migliore dei vostri amici, perché del resto sta con voi dalla vostra nascita, e poi fermatevi 2 minuti a parlare con lui. Dunque, c'è chi all'inizio vede solo una forte luce, chi distingue i contorni della sagoma ma non le fattezze, chi lo vede subito, ma in ogni caso con il tempo tutti arriverete a vederlo, quindi non preoccupatevi. Non è neanche facilissimo sentire i suoi messaggi, dovete essere molto rilassati e molto concentrati. Ma anche questo, se non subito, arriverà. Io per esempio ricordo che le prime volte che iniziai a meditare, ero contento perché vidi subito, fin dalla prima volta vidi il mio spirito guida. Però per parecchio tempo non riuscii a sentire i suoi messaggi. Perché?
perché dato che lo vedevo così bene, quasi come se lo stessi guardando fisicamente con i miei occhi, pensavo di dover sentire davvero i messaggi con le orecchie. Ciò ovviamente non avveniva e solo con il tempo ho scoperto che i messaggi arrivano in un modo molto più immediato, proprio con un contatto telepatico, possiamo dire, arrivano direttamente in mente. Se volete aiutarvi, potete acquistare la pubblicazione di Igor Sibaldi, Maestri Invisibili, che contiene un DVD con le meditazioni che lui propone per incontrare questi maestri interiori. E queste meditazioni vanno benissimo per incontrare i propri spiriti guida, a mio parere. Tra l'altro Igor Sibaldi è davvero molto bravo, io stesso molto spesso mi sono ispirato alle sue meditazioni, e poi potreste anche, ma successivamente, pensare di passare alle meditazioni di Brian Weiss, che invece si occupa soprattutto delle vite passate.